Inizio agosto parte subito dalle caratteristiche di tipo autunnali, con anomalie termiche fredde sull'Europa, infiltrazioni di aria artica che arriveranno fin sul centro Europa e anche su parte d'Italia, aria molto fresca, e favoriranno dei forti temporali come quelli che sono avvenuti già martedì mattina nel Vicentino e sulle Prealpi a causa del vortice situato sulla Scandinavia che continua a portare correnti instabili e molto fresche, ma saranno più incisive proprio tra la giornata di giovedì e venerdì per l'arrivo di una saccatura molto più fredda e carica di precipitazioni, soprattutto sul nord-est, temperature che saranno ancora in media col periodo, leggermente sotto media invece sull'Europa occidentale. Avremo quindi l'arrivo di questa saccatura, notiamo dalla grafica, che si situerà proprio tra il Mar Ligure e il Mar Adriatico, con forti instabilità temporali che raggiungeranno anche le regioni meridionali, temperature che finiranno anche molto sotto la media del periodo sul Mediterraneo occidentale e sotto media anche sul resto d'Italia. Martedì passaggio di un fronte temporalesco che interesserà principalmente il Friuli, mercoledì e giovedì breve pausa dai temporali sulle pianure, comunque giovedì si faranno già vedere sui monti, mentre venerdì il passaggio quindi di questa saccatura porterà a forti temporali diffusi sul versante adriatico e un calo delle temperature deciso per far tornare la neve anche sulle Dolomiti sopra i 2800 metri. Il weekend sarà caratterizzato da qualche rovescio pomeridiano fin sulle alte pianure. Notiamo come quindi dalla grafica le anomalie di geopotenziale riguarderanno principalmente tutta l'Italia, con il passaggio di temporali che si faranno già sentire nella serata di giovedì al nord-ovest, poi venerdì su gran parte dell'Italia fino al centro e il sud, dove avremo anche locali grandinate, aria fredda che si farà sentire in maniera più decisa nel weekend, con dei rovesci sparsi solo sulle alte pianure, un clima decisamente più fresco con temperature a fatica oltre i 28 gradi in pianura. A seguire rimonta anticiclonica di origine azzurriana. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.